per informare di che cosa è il nucleare e specialmente di che cosa sarebbe il nucleare in Sardegna. È chiaro che noi come comitato promotore ci siamo messi il problema che comunque chi deve decidere sul nucleare in Sardegna deve essere il popolo sardo. E nessuno può decidere del nostro destino, del nostro futuro e delle generazioni future che verranno. Cioè la loro salute dipende dalle nostre decisioni e noi come popolo dobbiamo decidere in base a quello che riusciamo a capire sul nucleare e in base a quello che riusciamo a valutare sulla utilità o no del nucleare per questo popolo o per questa terra. Adesso noi vedremo alcune informazioni, alcuni dati sul nucleare per riuscire ad arrivare poi ad una valutazione. Vediamo un pochettino, per esempio, qual è la situazione mondiale sui consumi energetici oggi. In effetti l'energia nucleare, che sembra sia così importante nel mondo, il suo contributo, diciamo così, energetico non è tanto rilevante oggi. Abbiamo il petrolio che arriva al 37%, il gas naturale al 22%, il carbone al 27% e il nucleare al 5,9%, con riserve per 50 o 80 anni, perché anche qui c'è il problema, cioè non è che l'energia nucleare nasca dal vento fresco, l'energia nucleare nasce dall'uranio e anche l'uranio è un prodotto di estrazione e quindi è chiaro che da qualche parte bisogna estrarlo e bisogna fare anche una valutazione su quelle che sono le quantità di uranio reperibili. A dire la verità, l'uranio è reperibile in grandissima quantità, ma talmente distribuita che per estrarre 1 chilogrammo di uranio bisognerebbe buttare giù praticamente quasi metà Gennargentu, cioè dove non ci sono miniere di concentrazione di uranio che ne valga la pena. Le miniere oggi conosciute ci danno un'autonomia da 50 a 80 anni, poi vedremo però quali sono i dati di produzione. Nucleare nel mondo, vediamo un po' qual è la questione del nucleare, che è una specie di cane che si morde la coda, cioè in quanto una centrale nucleare ha una durata di progettazione di 40 anni, poi la durata effettiva è sui 20, 24, 25 anni, più o meno quindi la quantità di anni che occorre per costruirla. Quindi perché non crescono le centrali nucleari? Non potrebbero mai crescere, perché mano a mano che si smantellano, quelle che vengono costruite riescono a integrare quelle che sono andate in obsolescenza e che quindi sono state chiuse. Per esempio, in funzione ce ne sono 306 tra Occidente, USA, Giappone, eccetera, eccetera, e sono già state cancellate 138. L'unica zona dove si ha un aumento di centrali e non ce ne sono ancora in fase di chiusura, ma queste 56 che sono in funzione, sono alcune già in fase di obsolescenza, tra un po' inizieranno il processo di chiusura. In progettazione in Cina ce ne sono 48, sapete la Cina cosa sta facendo, poi la Cina se ne frega delle questioni ambientali, non è questo il suo problema, cioè, avete visto quei sommozzatori che ha mandato giù per chiudere le valvole di trasferimento del petrolio dalle petroliere al porto, non avevano nessuna protezione, non avevano neanche le multe per immergersi nel mare e chiudere le valvole che si erano spaccate. E insomma questa è la situazione. Nell'Unione Europea ne abbiamo 144, 90 delle quali sono in fase di chiusura e 3 sono in costruzione, una delle quali è questa famosa della Finlandia, di cui vedremo poi i dati. La vita dei reattori. Reattori già spenti per problemi di fine vita sono già in totale 119. Vita media è stata di 22 anni, badate bene che questi sono stati progettati tutti per 40 anni, però nessuno di questi è arrivato a 40 anni perché superati i 22 anni erano tali i guasti che si presentavano che ne consigliavano la chiusura e infatti sono state chiuse perché si correva il pericolo di avere danni che poi fossero di carattere disastroso, insomma, chiaramente
non volendo arrivare a questo, sono state chiuse. Quindi la media di vita è di 22 anni, progettazione 40 anni, quindi quando ci si raccontano delle cose bisogna andare a vedere anche le statistiche, cioè ci si può raccontare che dureranno 40 anni, però poi i dati che abbiamo ci dicono che sono durati 22 anni e supponiamo che abbiano migliorato qualcosa tecnologicamente, ma che arrivino a 25, a 26, 27 anni. Poi vedremo anche l'esperienza italiana nel nucleare, perché molti pensano che il nucleare sia stato chiuso in Italia a causa del referendum e vedremo che così non è. Allora, previsioni per il 2015 ci sono 93 reattori da chiudere, 23 sono le nuove costruzioni previste. Nella previsione del 2025, per sostituire quelli che sono stati chiusi, 119 e 93 che verranno chiusi, dovremo costruire altri 192 nuovi impianti. E badate bene che i nuovi impianti, un impianto, quello in Finlandia, è iniziato con un costo di 3 miliardi di euro e siamo già a 7 miliardi di euro e non è ancora finito, cioè stanno ancora proseguendo con i lavori e chissà in quale cifra si fermerà. Guardate bene che la legge sull'energia che ha approvato lo Stato italiano prevede una spesa di 4 miliardi di euro per ogni reattore, per ogni centrale. E ciò che succede in Finlandia dovrebbe essere uguale, perché progettazione francese e tedesca ci dimostra che è così.